Amici bellini, mi sono svegliato a un certo orario e già era successo il Bologna-Cagliari 0-0. Dopodiché vado a scrollare e mi trovo il Milan in 10 uomini col Sassuolo in vantaggio. Però questo video non è per quello, anche se tutto si collega, è per parlarvi un attimo del post partita con le conferenze e le interviste a Beukema, Conte, Fabregas, Buongiorno, che secondo me ci dicono delle cose importanti per capire un pochino tutto il calcio un pochino meglio. Cominciamo! Tra l'altro io ho ragionato molto su quello che è stato il post partita di ieri con la live e l'insoddisfazione generale che si avverte, e devo fondamentalmente anche fare dei complimenti alla mia community tutta, sia quella, la parte che apprezza il lavoro di Conte, sia quella che non apprezza il lavoro di Conte e lo attacca, lo critica, eccetera eccetera, per un motivo semplice. Ascoltando il post partita di DAZN io mi sono reso conto che a livello nazionale, cioè quelli che non sono i tifosi del Napoli, hanno visto questo risultato, il pareggio col Como, come un risultato positivo, cioè si aggiunge un punto a quello che è il percorso che ci porta in Champions, si lascia il Como che è la quinta a 8 punti e quindi nel racconto non c'è male il Napoli, male Conte, perché loro ragionano sempre sul risultato. Il fatto che alcuni di noi nel momento in cui il Napoli, anche se fa un risultato positivo per la classifica, e visto quello che è successo col Sassuolo Milan è ancora più positivo, il fatto che alcuni di noi invece non mi piace come sta giocando il Napoli è un punto a favore di chi non risulta triste, e sono contento di questo. Noi abbiamo impostato tutto il canale da anni e anni su questa cosa qua, non ci basta solo vincere, vogliamo fare l'analisi, perché alle volte esistono le vittorie casuali. Idem al contrario, alle volte perdi delle partite ma giochi bene e meriti, e bisogna dirlo. Quindi sotto questo punto di vista io me lo sono proprio scritto, bravi, cioè se il risultato è buono ma siete comunque insoddisfatti, bravi. Poi io me la prendo un pochino se si sovrappongono gli allenatori tipo Conte e Allegri, sono uguali e sono l'anticalcio, io là me la prendo, perché io faccio le analisi su quello che ha fatto Conte e mi rendo conto che Conte ha fatto un'evoluzione non solo quest'anno ma in generale, perché è uno che studia, e Allegri probabilmente anche lui studia, però l'evoluzione sul campo, guardando le partite del Milan, non l'ho vista. Quindi quel paragone là mi manda un po' in tilt. Ma lasciate un like, perché adesso ascoltiamo le parole di Conte, Fabregas, di Buongiorno e di Beukema. Quelle di Beukema sono le più importanti. E infatti, no, partiamo da Conte. Quanto prima, ecco, di mettere la matematica certezza della qualificazione Champions, perché sapete benissimo quanto sia importante per programmare il futuro del Napoli l'anno prossimo, il presidente, e poi abbiamo comunque voglia di lottare fino alla fine, perché noi abbiamo uno scudetto sulla maglia, non ce lo dimentichiamo. Più alto arriviamo, secondo me darà ancora più lustro allo scudetto che abbiamo vinto l'anno scorso. Allora, già queste parole qua vanno un pochino in contrapposizione con quella famosa frase che a me, insomma, che io non ho sopportato, e cioè secondo, terzo, quarto posto non cambia niente. Cambia nei confronti dei tifosi, cambia nei confronti di una possibile Supercoppa, e ancora non sappiamo se c'è questa possibilità, cambia nei confronti che ci sono dei milioncini in più, se arrivi prima degli altri, cambia perché cambia la percezione di come è finita una stagione. Se tu chiudi bene, affronti l'estate in un altro modo, dobbiamo capire quali giocatori dobbiamo sostituire o ci possiamo puntare. Quindi il fatto che Conte sia tornato già con la vittoria con la Cremonese, lui dice il secondo posto, lo esalta, adesso lo conferma, dobbiamo arrivare più in alto possibile, già secondo me è una cosa positiva, e mi fa capire che Conte di quelle dichiarazioni là post Lazio o pre Lazio se ne è pentito. Generalmente va alta a pressare i vostri avversari. È una cosa che il mister vi ha chiesto in questa circostanza, oppure siete stati costretti comunque dall'atteggiamento del Como ad essere leggermente più bassi?
Ferrara. No, abbiamo provato più modi di pressare questa settimana, però alla fine abbiamo deciso tutti insieme, soprattutto il mister ovviamente, che volevamo pressare alti, però come loro sono anche molto bravi con la palla soprattutto, quindi ci hanno messo anche qualche volta in difficoltà in qualche scelta, e alla fine abbiamo fatto un bel difensivo blocco basso secondo me, però volevamo pressare alti come sempre, sì. Allora, prima di tutto, grazie Ciro Ferrara che fa una domanda tattica, e per una volta il giocatore che di solito fanno sempre 0-0 in questo caso ci dà la risposta, e questa è una risposta che dobbiamo tenere presente per il futuro. L'idea, no? Il famoso mi hanno rubato l'idea, il piano gara era di prenderli alti, e lo ribadisce anche Conte in conferenza dopo, dice non è cambiato lo spartito tra il primo e il secondo tempo, l'idea era di andarli a prendere alti. Poi Wagyu, tu stabilisci una cosa, la prepari, non sempre si riesce a fare, perché guarda un po', esiste l'avversario, tu vai in campo e trovi a uno che vuole fare un'altra cosa, e se è più bravo, più veloce, più in forma, più in palla, tu non riesci a fare le cose. Però è bella questa cosa qua, perché c'è l'idea di prenderli un po' più alti. Poi succede a un certo punto che il Napoli comincia anche abbastanza bene, poi perdiamo un paio di palle in costruzione e in uscita, e perdiamo delle certezze, e si avverte eventualmente nella squadra, dice se rischiamo troppo questi ci vanno in porta, perché Nico Paz ha fatto onestamente, e lo vedremo domani nell'analisi, iscrivetevi al canale, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, Nico Paz ha fatto esattamente quello che io vorrei vedere fare a De Bruyne tutte le partite, cioè il venire, partire sotto punta, ma venire a centrocampo, alzare la testa, trovare le imbucate e mandare i compagni in porta. E lo ha fatto 3 volte in maniera sublime Nico Paz, con degli errori anche nostri, perché la prima volta la linea, Gutierrez non mantiene bene la linea del fuorigioco, la seconda volta poi c'è quella bella parata di Savic in uscita su Diao, e la terza volta c'è quel Baturina che si gira, lo fanno girare troppo, poi c'è la deviazione e Savic ci mette un'altra pezza. Però l'idea era comunque di aggredirli, non ci siamo riusciti, e perlomeno siamo stati bravini, io non dico bravi, perché il blocco basso fatto bene non li fai nemmeno tirare, il portiere tuo non si sporca i guantoni se fai un buon blocco basso, ma il Napoli non è abituato a fare solo quello. Il Napoli ha fatto una stagione ibrida, a volte di attacco, di pressione alta, parliamo sempre di fase difensiva, e a volte di attesa. La differenza, no? Il Napoli sta in mezzo, la differenza è il Como sempre in pressione alta, per esempio la Lazio sempre in attesa, per capirci. Quindi quando si parla poi del prossimo allenatore, andare verso Sarri, verso Grosso, perché anche Grosso è blocco basso in ripartenza, Como invece Fabregas, Gasperini, aggressione alta. Sono filosofie diverse, quindi è bello che Beukema ci dica questo, di modo che quando poi noi facciamo un'analisi si dice che scelta del cazzo aspettarli, se li aspetti ti vengono in porta, loro sono bravi a palleggiare, non li devi aspettare, li devi aggredire. Questo si voleva fare, non si è riusciti a fare. Dobbiamo tenere presente questa cosa qua, così come dobbiamo tenere presente quando diciamo ma perché non gioca più Gilmour? Non esiste proprio, sei un incompetente perché Gilmour ha le caratteristiche per farti vincere le partite, il che è giustissimo e va benissimo, ma non sappiamo in che stato di forma sta. E gli spifferi che mi arrivano, ci potete credere o meno, l'abbiamo letto ieri anche in live, è che Gilmour non stava al meglio. Tra l'altro ho visto un video con Gilmour con un occhio un po' ammarrato, può essere qualsiasi cosa. Avete presente quando uno si sveglia e dice ma ho dormito male? Cioè, dobbiamo tenerle presente queste cose qua. Noi pensiamo sempre questi sono i giocatori e devi metterli in campo e si vince la partita, e invece no, anche perché nella fattispecie specifica Conte ha messo proprio la migliore formazione che noi ci potevamo auspicare, la formazione anche offensiva, perché c'è Alisson, non c'è Elmas per fare fase difensiva, c'è Alisson per gli strappi e per attaccare, c'è McTominay a centrocampo, c'è Beukema con il suo piede braccetto di destra, quindi era una formazione tutta logica, e comunque non sei riuscito ad avere la meglio nel primo tempo, la potevi arrubacchiare nel secondo, ma è più giusto così perché adesso noi possiamo parlarne senza esaltarci del risultato inutilmente.
Secondo me abbiamo un po' ritardato a capire dove potevamo uscire, soprattutto dal basso. Abbiamo iniziato bene, secondo me, i primi 10 minuti dove la palla girava bene, poi loro si sono un po' sistemati e noi non riuscivamo a trovare bene degli sbocchi per poter uscire dal basso con la palla. Nel secondo tempo, durante l'intervallo, abbiamo messo a posto questa cosa e secondo me siamo cresciuti anche da un punto di vista fisico rispetto a loro e quindi siamo riusciti a metterli in difficoltà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Altro punto fondamentale. Alle volte, no, nell'analisi quella un po' più banalotta che uno si vuole spiegare perché abbiamo perso. È un problema mentale o un problema fisico? Il problema fisico nella partita di ieri e in generale in questo periodo dovremmo poterlo escludere, nel senso che i giocatori che stanno giocando, nonostante non ci possa essere una brillantezza generale tra quelli che sono tornati dagli infortuni o tra quelli che hanno dovuto fare un super lavoro, noi alla fine è nel finale di partita che abbiamo tirato la cappa fuori dal sacco. Guardate l'attack momentum, quindi vuol dire che fisicamente abbiamo retto meglio noi. E secondo me, a parte che questo può essere un punto a favore sulla preparazione di Conte, che è sotto i riflettori perché no, dagli infortuni è colpa sua, eccetera, eccetera. Mettiamo questo anche nel calderone, io non so la verità. Ma potrebbe essere anche un'idea conscia, perché se vai a vedere le partite del Como con l'Inter, il Como parte fortissimo, addirittura fa 2 gol, però poi calano. Tendono a calare, hanno i momenti di calo. Se nel momento di calo tu riesci, come fa l'Inter, a farne 1, 2, 3 e ribalti la partita, il Como cade. Il Napoli in quel momento di calo è cresciuto un pochino, prendiamo il palo con Politano e con McTominay non riusciamo a inquadrare la porta. Però capito come si poteva raccontare questa partita? Il Napoli è stato bravo a resistere, bravo a soffrire, bravo a far sbattere il Como contro il muro di una fase difensiva dove quando c'è Rachmani è un'altra storia, e poi a mettere a piazzare la zampata al momento giusto come fanno le grandi squadre. Questo è sempre il racconto del calcio, in base al risultato, e a noi non basta. È veramente importante, no? la prestazione, però ripeto, quando contro questa squadra fai tutto per andare 3 volte 1-1 contro il portiere e non fai gol, vuol dire che alcuna cosa manca, no? E qua stoppo Fabregas, perché giustamente quando un allenatore dice io praticamente li ho messi in condizione con il nostro piano gara, con il gioco strutturato, noi per 3 volte siamo andati davanti al portiere, se poi i giocatori non fanno gol, non lo dice apertamente ma è evidente, non è colpa mia, perché non lo spingo io il pallone in porta, lo deve spingere Duvikas, dopo che scarta Milinkovic-Savic deve tirare una botta sotto all'ingrosso, Baturina deve tirare meglio, Diao deve scavalcare il portiere, lì l'allenatore non ci può fare niente. E qua io lo dico per Fabregas, non lo dico per il mio allenatore per giustificarlo, però questo è un discorso che viene spesso visto come un discorso antipatico, nel senso che l'allenatore difende il proprio lavoro e quindi scarica le responsabilità sui calciatori. Ma attenzione, la comunicazione va fatta bene proprio in questi casi. Hai stabilito che sei contento perché comunque ha creato i presupposti, bene. Alla fine è stato solo quello. Dobbiamo un'altra volta ringraziare i ragazzi per fare tutto quello che hanno fatto, per farti alzare della serie, che l'ho visto tante volte oggi. E niente, continuare a essere orgoglioso, però senza fermarsi, continuare, mancano 3 partite. È chiaro? Quindi stabilisci che la bontà del tuo lavoro senza necessariamente attaccare i calciatori, perché capisci che ci sono dei limiti, o semplicemente capita anche ai migliori giocatori. Mbappé segna ad ogni tiro, no, forse Kane quest'anno segna ad ogni tiro, ma non è così che si può valutare il calcio. Quindi anche giocatori bravi non si attaccano, si ringraziano per la crescita e per il lavoro fatto. Tu mi dici, no, la domanda che mi faccio sempre è come voglio perdere. Io voglio perdere così, sono molto più soddisfatto di andare a casa oggi arrabbiato che non sia vinto, però vedendo la squadra giocare così, che no mettermi
sicuramente tutti indietro e aspettare l'ora di venire. Questo è il nostro calcio, questo che vogliamo fare, i ragazzi continuano a crescere, a fare passi in avanti, tutte queste partite di questa stagione dove alcune volte abbiamo vinto, no? Juventus, Roma, Napoli, Coppa Italia, eccetera. E poi fanno l'elenco di alcune partite dove invece Fabregas non era soddisfatto della propria squadra. Quindi ricordiamo che questa è una squadra che ha battuto le grandi e noi siamo riusciti a uscire tra virgolette indenni, ma per lui questa è stata una sconfitta, perché avevano bisogno dei 3 punti per continuare a sognare la Champions. E qua la filosofia dice: se io devo perdere, perdo così attaccando. È una cosa bella che a me piace e che però dobbiamo essere pronti ad accettare nel momento in cui si cambierà, perché Conte ha dimostrato che per lui il risultato e ottenere l'obiettivo è un po' più importante di mantenere una filosofia calcistica. Fabregas è giovane e come tutti quelli giovani che vogliono imporsi e fare un nome di se stessi, sono disposti anche a sacrificare qualche risultato pur di uscir fuori come: questo è il calcio di Fabregas, questo è il calcio di De Zerbi. Sembra quasi che sai, poco. Allora, un calcio identificabile dove tu guardi una squadra e sai che è la sua squadra. Conte mette un attimo davanti l'importanza del risultato. Dobbiamo andare dobbiamo prendere la Champions matematica perché questo è il mio obiettivo. Dobbiamo poi arrivare più in alto possibile perché abbiamo questo sul petto e perché io ho una reputazione. Già il fatto che non arrivo a 80 punti già non mi fa dormire bene. Dobbiamo essere pronti. A me piace il PSG col Bayern che fanno 5-4. Per qualcuno non va bene. Se si cambierà, dobbiamo essere pronti poi ad accettare. E ci sarà quindi io mi rimetto poi l'elmetto e ci sarà da combattere. Però non paragonate Conte ad Allegri, vi prego. Questo è lo score di Allegri nelle ultime partite, le ultime 5. Un gol fatto e 6 subiti. Perdono con noi 1-0. Perdono con l'Udinese 0-3, vincono col Verona 0-1, il pareggio 0-0 con la Juve, che è l'esempio proprio quello dell'anticalcio, ma dove c'è anche Spalletti dentro, però perché Allegri è anticalcio e Spalletti in quel caso no. Vedete come poi ognuno la racconta come vuole. E perdono oggi col Sassuolo 2-0, il che ci fa stare a 3 punti di vantaggio. E in caso di pari punti, visto che ci siamo divisi la posta tra andata e ritorno, come differenza reti degli scontri diretti siamo uguali, si valuta la differenza reti. E ad oggi siamo con la stessa differenza reti, 19 e 19, col Napoli che però ha fatto più gol. Quindi 4 gol con la Cremonese sono importanti, non sono banali, occhio. E anche le prossime partite hanno un valore, nonostante qualcuno ha già mollato come tifoso, come qualche squadra ha già mollato. Io non mollo. Ma che mollo? Non mollo assolutamente. Voglio arrivare davanti al Milan, è un mio obiettivo. Adesso vediamo, la Juve probabilmente li prende, li scavalca, e se la Roma pure fa il suo dovere potrebbe mettere un po' di pressione. Io me la godo. Da New York, Valerio Fluid è tutto, grazie per l'ascolto, un like finale, spero che questo video possa essere le fondamenta anche per il futuro, per le analisi che faremo in futuro, senza essere estremisti ed estremi nelle nostre convinzioni, perché non serve a niente. Una qualsiasi scelta in una partita ti può portare un risultato e in un'altra te ne può portare un altro. Deve giocare Alisson, ha giocato Alisson, comunque non abbiamo vinto.